Lo Stato è nelle periferie perché le periferie sono il luogo dello Stato, sono il luogo del Paese. Dobbiamo anche uscire dalla retorica che mette in un ordine di graduatoria il centro e le periferie. Non c'è periferia che non sia luogo di umanità, di comunità sulla quale bisogna investire. Quindi la responsabilità dello Stato è rendere queste periferie luogo di cultura, luogo di educazione, luogo di un'umanità rinnovata, quindi promuovere servizi, infrastrutture, progetti come quello che stiamo per andare a visitare. Il disagio sociale è il disagio delle famiglie, di contro mi permetto anche di ricordare quanto le famiglie nella loro fatica hanno dimostrato essere anche luogo di resilienza. Noi stiamo investendo nelle famiglie non tanto per dare dei sussidi o dell'assistenza, per promuovere autonomia, per promuovere progettualità. Primo tra tutti lo strumento straordinario, storico dell'assegno unico universale, che ha iniziato a entrare nelle famiglie del nostro Paese. Abbiamo aumentato del 50% le risorse destinate alle politiche familiari, da gennaio diventerà in una forma strutturale. Parliamo di cifre alte, di cifre significative. Nel territorio della Sicilia abbiamo più della metà dei minori che andrà a ricevere, che sta già ricevendo circa 150 euro al mese. Ecco, io credo che questa sia la risposta concreta al bisogno dei nostri cittadini.